Amministratore delegato di Interporto Centrigrosso di Pordenone, Giuseppe Bortolussi, che messaggio avete portato a Monaco? Come vi siete presentati a questa importantissima fiera di settore? Prima di tutto a Monaco ci siamo presentati attrezzati di tutto punto per essere riconoscibili, visibili e per esprimere un messaggio unico che a Pordenone esiste una grandissima realtà nel campo della logistica e della trasportistica e in particolare quella ferroviaria. Secondo, abbiamo cercato di far comprendere che la localizzazione di Pordenone, che significa area industriale con altre aree industriali del vicino Veneto, hanno la necessità sia di ricevere prodotti da finire o semi-lavorati, sia da esportare i prodotti finiti, perché il nostro principale riferimento è sicuramente il mercato estero, in particolare la Germania, ma nello specifico anche tutte le aree dell'est Europa, in particolare la Russia. Ecco, Pordenone avrebbe tutto per essere al centro di tutte queste operazioni. Pordenone è al centro perché sfrutta adeguatamente sia la rete autostradale, che sostanzialmente tra la 27, la 28 e la 4 riesce a raggiungere in maniera orizzontale l'est con l'ovest e sostanzialmente riesce a penetrare anche nei mercati del centro e sud Italia. Allo stesso tempo, con lo sviluppo del terminal ferroviario, che diciamo con orgoglio è il primo in assoluto con i riferimenti a standard europeo, cioè di 750 metri la lunghezza del fascio binario, con la possibilità di diventare addirittura una stazione elementare passante, significa che non è un terminal, ma è sostanzialmente una stazione a tutti gli effetti con arrivi e entrate da tutti e due i lati della ferrovia stessa. Significa questo abbattere costi, significa essere molto più veloci nel carico e nello scarico, significa attraverso un sistema di monitoraggio e di verifica e di rilevamento di avere in sicurezza anche i carichi sotto il profilo doganale, fiscale, sia sotto il profilo naturalmente della sicurezza dei prodotti che si trattano a tutti i livelli. Ma la cosa importante è che ora tutto questo viene richiesto dalle maggiori aziende logistiche che in prospettiva addirittura vogliono avere magazzini raccordati, aree di sosta dei container, dei semirimorchi. Tutto ciò significa quello che ho detto prima, un dinamismo nel carico e scarico e nell'avviare verso le procedure di trasferimento delle merci in maniera sicura, dinamica e puntuale. Un'ultima domanda, amministratore. E nel rapporto così tra gomma e treno, che ruolo quindi in futuro può avere il trasporto, il traffico su treno? Lo dice l'Europa che entro il 2030 dobbiamo avere il 30% del traffico su ferro, su ferrovia, entro il 2050 il 50%. È una meta che oggi sembra irraggiungibile, ma grazie alle norme sul cabotaggio, le norme sulla sicurezza che riguarda non l'Italia ma l'intera Unione Europea, a cominciare da Germania, Francia e Belgio, che hanno introdotto delle forme molto restrittive riguardo ai permessi di guida, ai permessi di riposo, dove fare questi riposi, l'utilizzo naturalmente di aree competenti di sosta. Tutto questo significa che ci sarà un cambio obbligato dalla modalità gomma alla modalità ferro, e questo naturalmente in un'ottica di un miglioramento della sicurezza, ma non solo, ma soprattutto quello di avere dei servizi puntuali con i mercati del nord Europa in particolare, dove avvengono i migliori scambi che ci riguardano qui da vicino.